Ciao Massimiliano, qui stiamo parlando con Massimiliano, sistemando un po' quelle chiacchiere che faremo con lui. Avevamo Siamo stati insieme l'anno scorso e prima avevamo fatto altre cose con lui. È una persona bravissima, il direttore del Centro Culturale Andrea Palladio e anche il direttore, artistico della Villa Valmarana Bressan, lì a dove la città che è o il paese? Intanto buongiorno a tutti cari Buongiorno. amici vicentini del mondo, qui siamo esattamente in Italia naturalmente, a Vicenza, Villa Valmarana Bressan, a Vigardolo, poco lontano da Vicenza, che è una delle prime ville che realizzò il nostro grande architetto Palladio, Andrea Palladio. Grazie Beni per il collegamento carissimo, ci siamo molto più vicini. che Vicenza con i vicentini a Buenos Aires. Grazie Massimiliano, che stiamo parlando perché cominceremo un piccolo corso di lingua veneta, però principalmente avvicinarsi a quelle cose della Vicenza vera, la Vicenza che ha fatto il Palladio e la Vicenza di oggi, perché Massimiliano abita oggi a Vicenza. Cioè con noi avvicinarsi con noi che siamo i discendenti dei veneti che lavoriamo con tutti voi. Cioè questo lo stiamo facendo insieme e cominceremo fra 2 stiamo sistemando ancora. Domani ti racconto Esatto. Massimiliano, ti racconto domani, saremo tutti insieme, tutti i veneti di l'Argentina, i presidenti che sono quasi 22 associazioni che Mamma mia, appartengono. bellissima cosa. Mangeremo, parleremo e cercheremo di fare cose nuove insieme, che è quello lo più bello che facciamo. E se vuoi salutarli a tutti, sarà bellissimo per me condividere il tuo saluto. Benissimo, mando veramente un caloroso e amorevole saluto a voi tutti di un buon San Marco 25 aprile, qui giornata a Vicenza stupenda, fortunatamente. Un caro saluto da parte mia e da tutti quanti i vostri concittadini vicentini e veneti. Benissimo, grazie mille, e chiudiamo qui, però voglio raccontare che Massimiliano è proprio adesso alla Villa Valmarana Bressan, ha un posto con bella luce e bel collegamento, però tutto quello che si vede è la villa, è proprio la villa che faremo un po' di percorso, e nel corso di lingua veneta che cominceremo, in alcune settimane. Un abbraccio grandissimo Massimiliano, ci vediamo dopo. D'accordo, un grande abbraccio a voi. Ciao carissimi amici. Buon fine settimana. Abbraccio. Anche a voi. Ciao ciao.